Il leader della Lega Salvini a Crotone in campagna elettorale parla dell'emergenza Covid e dice: avrei chiuso prima i porti e poi le discoteche. Domani su base volontaria il personale della scuola potrà sottoporsi al test sierologico suggerito dal Ministero. La città del Pollino si prepara alle elezioni, 5 le proposte in campo. La Calabria è la seconda regione d'Italia per numero di incendi, bruciano i boschi della nostra regione. È ricoverata in rianimazione nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza la bimba coinvolta nell'incidente avvenuto sulla 2 nei pressi dello svincolo di Montalto Fugo. Il concerto del cantautore milanese Roberto Vecchioni ha chiuso ad Acqua Formosa il Festival delle Migrazioni. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli. In apertura parliamo di politica con la visita del leader della Lega in Calabria in vista delle elezioni amministrative. La prima tappa è stata a Crotone, poi Reggio Calabria e Catanzaro. Ha parlato della scelta dei candidati avvenuta tramite i dirigenti regionali del partito e poi si è soffermato anche sull'emergenza Covid. È partito da Crotone il tour elettorale del leader della Lega Matteo Salvini, che si è concesso ai selfie degli estimatori prima di parlare delle prossime amministrative, ma anche dell'emergenza Covid. Io avrei chiuso i porti prima delle discoteche perché i problemi e il virus, solo oggi a Lampedusa 54 positivi nel centro per immigrati, solo oggi a Lampedusa, quindi io do il mio massimo sostegno al governatore siciliano che ha firmato un'ordinanza per chiudere tutti i centri di accoglienza in Sicilia e chiedo agli amministratori, ai sindaci e ai governatori della Lega e sostenuti dalla Lega di fare esattamente la stessa cosa. Dici qualcosa sulle regionali? No, io non li facevo arrivare, molto semplicemente con me ne erano arrivati 4.000, quest'anno siamo a 18.000. Qualche contestatore al suo arrivo in porto a Crotone e subito dopo Salvini ha preso il largo imbarcandosi su un peschereccio per proseguire la sua visita in altre province della regione chiamate al voto nelle prossime settimane. Io sono venuto qua avendo piena fiducia nell'operato dei nostri di Crotone e quindi come dopo sarò a Reggio Calabria, dove sono orgoglioso che ci sia per la prima volta dopo Falcomatà la possibilità di cambiare, ecco, se posso aggiungere una riflessione a livello regionale, non è giusto che Crotone sia l'ultima in Calabria, quindi questa è una riflessione che farò anche con la governatrice Santelli, non è possibile che Crotone sia l'ultima a essere ricordata, anche perché qua c'è un porto con delle potenzialità incredibili, c'è un turismo che si può sviluppare, c'è un'area industriale che però senza metano evidentemente non va lontano, quindi porrò al tavolo della Presidente Santelli il problema Crotone che può diventare l'opportunità Crotone, però ci vuole qualcuno che rappresenti Crotone in regione. A proposito di coronavirus, facciamo proprio il punto sulla situazione dei contagi nella nostra regione. Intanto inizieranno domani anche i test sierologici sul personale docente delle scuole della provincia di Cosenza. A coordinare tutte le attività di screening per la ripresa proprio delle attività scolastiche saranno i sanitari della task force dell'ASP di Cosenza con l'ausilio anche dei medici di base. I test sierologici sono stati autorizzati dal Ministero della Salute e sono già nella disponibilità del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale. Ma sentiamo intanto sulla situazione dei contagi proprio in provincia di Cosenza il responsabile della task force dell'ASP Abruzia, Mario Marino. Prosegue senza sosta il lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza. Gli screening sono quotidiani, diversi i tamponi effettuati fino ad oggi e preoccupa in particolar modo la situazione che si è venuta a creare nel ristorante sushi di Cosenza. I tamponi extra sushi posso dirle che abbiamo fatto oltre 1200 tamponi in una settimana, per i rientri, per gli operatori sanitari, per i tamponi per il ricovero. E certo che questa è un'attività che
tende ad aumentare adesso perché ci sono ancora un sacco di situazioni critiche in evoluzione, ma noi stiamo effettuando i controlli più significativi, chiaramente. Ad oggi ci sono 43 soggetti positivi al Covid in provincia di Cosenza, di cui 5 ricoverati in malattie infettive, di 38 domiciliati a casa, qualcuno è sintomatico ma è sotto controllo clinico costante. Sulla situazione invece del sushi ristorante, quanti tamponi sono stati Stiamo effettuati? cercando di... domani mattina partono i tamponi perché stiamo cercando di ottimizzare l'inchiesta epidemiologica con l'assunzione di più informazioni possibili inerenti al personale, inerenti agli avventori che ci sono stati negli ultimi giorni, inerenti alle persone che sono venute a contatto con il personale. È un lavoro che stiamo ancora ultimando, ma domani mattina già si faranno i tamponi per tutta la maggior parte delle persone coinvolte. E grande attenzione anche sulla riapertura delle scuole il prossimo 24 settembre, scuole che dovranno riaprire chiaramente in sicurezza. Al lavoro anche su questo la task force dell'ASP di Cosenza, perché domani inizieranno... In parte perché noi siamo dentro la questione relativa all'effettuazione dei test serologici, di cui noi abbiamo un esempio lì, solo per ciò che riguarda il personale delle scuole paritarie, di asili nidi o privati, quindi solo per questo aspetto. Per la parte invece del personale docente e non docente pubblico è in azione l'attività dei medici di base, che sono stati individuati per decreto, quindi sono loro che devono poi comunicarci eventualmente qualche positività inerente alla somministrazione del test, e poi noi dobbiamo fare comunque il tampone. Quindi questi sono i test autorizzati dal Ministero. Quanti ne sono arrivati qui per l'ASP di Cosenza? Circa 20.000 per la provincia di Cosenza e sono stati già distribuiti nelle farmacie territoriali. Intanto aumentano, anche se di poco, i contagi in Calabria, ma vediamo qual è il risultato del bollettino regionale proprio diramato dalla Regione Calabria. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 144.148 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.400, 2 in più rispetto a ieri, quelle negative 142.748. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 3 in reparto, 1 in rianimazione, 6 in isolamento domiciliare, 186 guariti e 33 deceduti; a Cosenza 3 in reparto, 33 in isolamento domiciliare, 437 guariti e 34 deceduti; a Reggio Calabria 3 in reparto, 51 in isolamento domiciliare, 280 guariti e 19 deceduti; a Crotone 1 in reparto, 5 in isolamento domiciliare, 116 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti; altre regioni o stati esteri 92. In totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Nei ricoveri segnalati presso l'ospedale di Catanzaro, 3 sono nel reparto di malattie infettive, 2 provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui 1 è ricoverata in malattie infettive, successivamente al parto cesareo; 1 proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione dell'AU. I 2 casi rilevati dal laboratorio dell'AU di Cosenza sono ricoverati al reparto di malattie infettive e sono soggetti residenti da fuori regione. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.753. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Adesso la vicenda della donna incinta morta all'Annunziata di Cosenza è stata rinviata all'autopsia, l'esame sarà previsto nei prossimi giorni.
L'autopsia sul corpo di Mariangela, la 34enne di Longobardi al 6° mese di gravidanza deceduta all'Annunziata di Cosenza giovedì scorso, sarà effettuata nei prossimi giorni. Proseguono gli accertamenti tecnico-legali per fare chiarezza su una morte che ha suscitato dolore e sgomento. L'azienda ospedaliera ha avviato un'indagine interna mentre va avanti il lavoro della Procura Abruzia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai familiari della giovane mamma, e anche gli ispettori inviati dal Ministero ascolteranno nelle prossime ore i medici interessati e visioneranno i documenti. Dall'esame autoptico potranno arrivare risposte importanti: una gravidanza portata avanti, secondo quanto si è appreso, senza particolari problemi. Poi però la donna ha iniziato a stare male. Secondo quanto denunciato dai familiari alla procura, la 34enne era arrivata al pronto soccorso una prima volta lunedì scorso lamentando dolori addominali, vomito e dissenteria. Nei controlli di routine però i medici non avrebbero riscontrato anomalie. Il tracciato non avrebbe mostrato problemi nel battito cardiaco del piccolo che portava in grembo, e così Mariangela è stata rimandata a casa. I dolori però sono proseguiti anche nei giorni successivi, fino alla decisione di ritornare in ospedale, dove è stata ricoverata mercoledì. Giovedì però è precipitata la situazione, la donna è deceduta in serata insieme al piccolo. Ad accertare quanto accaduto saranno ora i periti incaricati dai PM di effettuare l'autopsia sul corpo della 34enne per stabilirne le esatte cause della morte. E sempre nell'ospedale di Cosenza è ricoverata in rianimazione la bambina coinvolta nell'incidente avvenuto proprio nel pomeriggio di ieri lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi di Montalto Fugo nel Cosentino. La piccola ha riportato un trauma cranico-facciale. Il traffico del controesodo di agosto ha purtroppo prodotto un grave incidente nel Cosentino, uno scontro che ha coinvolto 3 vetture verificatosi nel pomeriggio di ieri sull'autostrada A2 del Mediterraneo, a pochi chilometri dallo svincolo di Montalto Fugo, sulla carreggiata nord. A causa del tamponamento sono rimaste ferite 3 persone, tra cui anche una bambina che era in condizioni gravi ed è stata portata subito nell'ospedale di Cosenza insieme agli altri feriti. La bimba è ancora in rianimazione, ma secondo i sanitari potrebbe essere stubata perché sarebbe in grado di respirare autonomamente, ma la prognosi resta riservata. L'incidente ha portato alla chiusura temporanea prima della carreggiata nord per permettere all'elisoccorso di atterrare proprio sull'autostrada per prestare soccorso, poi anche di quella in direzione sud. L'elisoccorso comunque alla fine non ha caricato nessuno dei feriti, affidati invece alle autoambulanze. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, personale dell'ANAS, la polizia stradale e i carabinieri che hanno disciplinato il traffico sulle strade alternative intorno al luogo dello scontro. Il blocco dell'autostrada, durato alcune ore, ha provocato lunghissime code a causa anche del traffico intenso del controesodo. Torniamo a parlare di politica, delle amministrative, perché sono 5 i candidati a sindaco a Castrovillari, dove si voterà a settembre, 16 le liste in campo. Con la presentazione delle liste, Castrovillari si prepara alla tornata elettorale del 20 e 21 settembre prossimi, dove si vota pure per il referendum costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. 16 liste, 254 concorrenti per 16 scranni di consiglieri, 10 di maggioranza e 6 di minoranza e 5 aspiranti per quello di sindaco. Intanto l'apposita commissione elettorale, presieduta dal viceprefetto Vito Turco, ha stabilito dopo il sorteggio la disposizione in sequenza che sarà riportata sulla scheda elettorale con i candidati a sindaco e le liste a loro collegate. Vittorina Bianchi con la lista Forza Sud. La mia lista, ha detto l'unica candidata donna per questa competizione, è formata da uomini e donne che vivono il quotidiano in mezzo alla gente. Giuseppe Campanella con le liste Movimento 5 Stelle Sviluppo per Castrovillari e il territorio. Con la presentazione delle 2 liste diamo una vera alternativa di novità e cambiamento alla nostra città. Giancarlo Lamensa con le liste La Mensa Sindaco Fratelli d'Italia, UDC, Forza Italia, Azione Cittadina e Futuro Adesso. Sono contento delle mie liste e sono sicuro che riusciremo a fare un buon lavoro tutti insieme per il bene della città. Peppe Santagada con le liste Solidarietà e Partecipazione Castrovillari Città Viva e Alternativa per Castrovillari Impegno Comune. Abbiamo scelto dei candidati eterogenei, specchio della società castrovillarese. Domenico Lopolito con le liste Democratici
Democratici per Castrovillari, PD, Radici per il Futuro e Progressisti per Castrovillari nel solco della continuità che nelle sue liste ha ricandidato l'intera amministrazione comunale con la novità di una lista di soli giovani. Gli elettori che dovranno indicare la nuova consigliatura del capoluogo del Pollino votando nelle 22 sezioni predisposte sono ad oggi 20.604, di cui 9.931 uomini e 10.673 donne, mentre si recheranno al voto per la prima volta perché hanno compiuto i 18 anni 53 cittadini, 18 maschi e 35 femmine. Intanto tra qualche giorno, come preannunciato, si riunirà la Commissione elettorale comunale per procedere il 26 di agosto al sorteggio pubblico degli scrutatori e quindi alla loro nomina. Intanto la Calabria diventa seconda in Italia per il numero di incendi boschivi. Il dato emerge proprio da un report del Ministero dell'Interno. Anche nelle ultime ore si sono verificati diversi roghi in tutta la regione. Un weekend per la Calabria nella morsa del fuoco, diverse le operazioni segnalate dall'azienda regionale Calabria Verde. Per ciò che attiene la flotta di Stato sono stati 7 gli interventi di Canadair, 1 di elicottero e 1 con Ericsson, mentre per la flotta regionale 7 gli interventi con elicotteri. Il coordinamento dei mezzi aerei è stato assicurato dalla sala operativa unificata permanente. Per la regione Calabria la gestione è stata affidata all'azienda Calabria Verde. La sala ha assicurato il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, ha coordinato gli interventi oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività della squadra a terra, anche delle risorse statali per il tramite del centro operativo aereo unificato in base agli accordi di programma. Il lavoro svolto dagli operatori in sala ha consentito la pronta disponibilità dei mezzi aerei affidati successivamente alla direzione operativa dei DOS. Il lavoro del coordinamento della sala operativa unificata permanente ha consentito di evadere le richieste di intervento considerate prioritarie, consentendo ai numerosi DOS distribuiti sul territorio regionale di spegnere gli incendi più insidiosi. I 2 interventi che hanno richiesto il coinvolgimento di più forze hanno riguardato il comune di Gizzeria nel Catanzarese, dove 2 Canadair e un elicottero hanno supportato le attività a terra di una squadra di volontari convenzionati con l'azienda Calabria Verde e una squadra del servizio AIB regionale. Il secondo nel comune di Terravecchia in provincia di Cosenza, dove 2 Canadair ed un elicottero della flotta regionale hanno supportato 2 squadre del servizio AIB regionale e una squadra dei vigili del fuoco che è stata inviata a sorveglianza delle abitazioni. La giornata di sabato ha registrato 111 incendi. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di eventi estivi perché ad Acquaformosa nel Cosentino prosegue il Festival delle Migrazioni. Il concerto di Roberto Vecchioni ha avviato proprio la fase conclusiva della rassegna che è prevista per oggi. E com'è lunga, lunga la notte, che andavo a scuola coi calzoni corti. Roberto Vecchioni non delude nella sua partecipazione al Festival delle Migrazioni di Acquaformosa, che si chiude oggi, e tra una canzone e l'altra non tralascia di esprimere il suo parere sul tema dei migranti. Bisognerà lavorare molto sul problema delle migrazioni. Oggi come oggi, tra il Covid e il resto, non si è riusciti a quadrare il cerchio, ma va quadrato. La cosa più importante è che possiamo dare asilo a più gente possibile e anche lavoro a più gente possibile e dignità a più gente possibile. E l'esempio che dà questo meraviglioso paese, direi che è in linea. Ogni canzone d'amore svanisce nel vento, lo sai dove va? Va da una donna sognata, perduta per sempre, che non tornerà. Il tema di quest'anno del Festival delle Migrazioni, l'umanità non ha confini, sottolinea con forza il valore dell'accoglienza. L'appuntamento di Acquaformosa, giunto alla 9ª edizione, ha proposto anche la firma di un protocollo di partenariato che ha aperto una strada di respiro internazionale per la prossima edizione. Il Festival di quest'anno, nonostante le avversità del Covid, che chiaramente ci ha comunque obbligato a fare delle variazioni, è stato un grande festival delle migrazioni.
soprattutto perché innanzitutto ha rinforzato i contenuti, ha creato nuove relazioni e ha raggiunto quella sua maturità. In questo momento è un grande evento non solo nazionale ma internazionale. Il prossimo anno qua ci sarà l'Europa in questa piazza, in questo paese, ci sarà l'Europa che già ha valutato positivamente le nostre esperienze, ma poter partecipare insieme a questo tipo di partenariato, 2 paesi africani, 3 paesi europei, 2 realtà dell'Italia, una del sud e uno del nord, ci consentirà di aprire gli occhi anche su un altro mondo, il mondo della cooperazione internazionale, il mondo dei fondi europei. Questo ci consentirà di fare una proposizione sociale e culturale, una progettualità che porterà frutti in questi nostri territori. E se non potrò correre nemmeno camminare, imparerò a volare, imparerò a volare. E musica e spettacolo anche nel Reggino per il Roccella Jazz Festival. Magia, poesia, musica e soprattutto messaggi d'amore. Possiamo definirlo così il fine settimana di Rumori Mediterranei, il Jazz Festival di Roccella Ionica. Sabato e domenica doppio appuntamento. Il primo, Message to Love, un progetto di Luca Aquino che ha ripercorso la grande esperienza del concerto dell'isola di Wright. Un momento straordinariamente bello, profondo e magico, ripercorrendo il rock ma soprattutto ritrovando anche nel rock la chiave jazz. E a seguire un trio straordinario, Rossana Casale, Grazia Di Michele, Mariella Nava, 3 autrici, compositrici e cantanti che hanno una loro popolarità ma anche una fama di nicchia per esperti di jazz. Ogni volta è un dettaglio diverso da scrivere. Le 3 grandi artiste non hanno deluso, concludendo un sabato sera meraviglioso, un progetto che vede queste 3 grandi menti dell'arte musicale insieme passare dal pop al jazz con una naturalezza che è veramente impressionante. Domenica bellissima, apertura con il gruppo Rumba de Bodas, un gruppo bolognese che sperimenta da molti anni molti generi musicali, ovviamente passando dalla chiave jazz, e a seguire Tony Esposito, Le Origini, questo grande artista e grande percussionista napoletano che ha raccontato il suo viaggio artistico e ha omaggiato anche Pino Daniele, suo amico e anche mentore. Insomma, Rumori Mediterranei davvero dolci e semplicemente stupendi. Si continua ovviamente per tutta la settimana. Adesso all'estate di Roseto Capospulico con la voce di Phil Mama. A Roseto Capospulico continuano gli eventi di intrattenimento della stagione estiva 2020 che spaziano dalla musica all'arte, dalla cultura al teatro. L'occasion prescelta è stato ancora una volta il Parco Qualità della Vita, che ha ospitato una grande serata di musica. Siamo nel Parco Qualità della Vita, un parco che durante il giorno viene fruito dai tanti ospiti per attività in pieno benessere e relax, e la sera si trasforma in una location abbastanza affascinante. A calcare il palcoscenico è stata Phil Mama, una grande artista che ha ammaliato il numeroso pubblico. Questa sera siamo orgogliosissimi di ospitare un concerto live dalle caratteristiche sicuramente particolari. Lei è una grande artista, si chiama Elisabetta, in arte Phil Mama, è un'artista di madre italiana e di padre nigeriano, a conferma che le contaminazioni e in questo caso l'unione tra una madre calabrese e un padre nigeriano hanno dato frutto ad una grandissima artista. Un'artista che stasera porterà su questo palco uno spettacolo di energia e di allegria direttamente dalle sue radici africane. Peraltro lei è reduce da un'esperienza importantissima che è The Voice of Italy del 2018 e soprattutto da un'interessantissima esperienza di Sanremo 2020 con Zucchero Fornaciari. Stasera apprezzeremo sicuramente in primis la sua grandissima professionalità, ma soprattutto ci emozioneremo con quelli che sono i colori, le dinamiche e i suoni della sua voce. Ed ogni petalo sei, si
La programmazione degli eventi estivi a Roseto Capospulico continuerà ancora per molti giorni, sempre nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e per garantire a tutti serenità e benessere. Anche per questa estate così particolare abbiamo deciso di lavorare su più fronti, di offrire ai nostri ospiti, ai cittadini, sia residenti sia quelli che ci hanno raggiunto e ci hanno scelto ancora per questa estate, un cartellone certamente meno impattante rispetto agli anni scorsi, ma un cartellone vario che possa soddisfare tutti i gusti e soprattutto che possa essere coniugato con le normative sulla sicurezza. E speriamo di aver offerto ai nostri ospiti una estate comunque all'insegna del divertimento e della cultura. E torniamo a una notizia che vi abbiamo dato in apertura del nostro telegiornale, della donna morta proprio nell'ospedale, incinta, morta nell'ospedale di Cosenza, perché sono 11 le persone iscritte nel registro degli indagati fra medici e infermieri proprio per la morte della 34enne incinta al 6° mese di gravidanza, avvenuto lo scorso 20 agosto nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. L'iscrizione è stata decisa nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Cosenza per accertare eventuali responsabilità per la morte della donna. Intanto l'azienda ospedaliera ha avviato un'indagine interna, mentre il Ministro della Salute Roberto Speranza ha disposto l'invio di un'ispezione in ospedale proprio per l'accertamento dei fatti. Questa era l'ultima notizia, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.